Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia benedetto il nostro Dio per le grandi cose che ha compiuto nella vita e nella testimonianza di Sant'Antonio Abate. Ora ripetete: benediciamo il Signore, a Lui onore e gloria nei secoli. Benediciamo il Signore, a Lui onore e gloria nei secoli. Opere del Signore. Ripetiamo adesso: benedite il Signore. Benedite il Signore. Angeli del Signore. Benedite il Signore. Sole e luna. Benedite il Signore. Astri del cielo. Benedite il Signore. Fuoco e calore. Benedite il Signore. Notti e giorni. Benedite il Signore. Luce e tenebre. Benedite il Signore. Folgori e nubi. Benedite il Signore. Figli dell'uomo. Benedite il Signore. Santi del cielo. Benedite il Signore. Vediamo insieme. Benediciamo il Signore, a Lui onore e gloria nei secoli. Preghiamo. Sii benedetto Dio Padre Onnipotente, Tu in principio hai creato la luce e hai acceso nell'uomo, fatto a Tua immagine, la scintilla del Tuo amore. Con una colonna di luminosa hai guidato il Tuo popolo errante nel deserto, verso la terra promessa. Nella pienezza dei tempi hai mandato il Tuo Figlio a portare nelle nostre tenebre l'amore e la luce che verrà dalla grazia della Tua misericordia. E dopo la Sua gloriosa risurrezione hai fuso la fiamma del Tuo Spirito nella Chiesa nascente. Benedici questo fuoco nella festa di Sant'Antonio Abate, che va a divampare nei nostri cuori l'intervento della Tua, l'itinerario della Tua carità. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ora Camillo deve leggere. Mosè condusse il bestiame oltre il deserto e arrivò al monte di Dio, l'Ore. L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco in mezzo a un rovetto. Egli guardò ed ecco il rovetto ardeva nel fuoco, ma quel rovetto non si consumava. Mosè pensò: voglio avvicinarmi a vedere questo grande spettacolo. Perché il rovetto non brucia? Il Signore vide che si era avvicinato per vedere e Dio lo chiamò al rovetto. Parola di Dio. Grazie a Dio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Preghiamo. O Signore, che hai reso vittorioso Sant'Antonio Abate nel duro scontro con il potere delle tenebre, concedi anche a noi, per la forza redentrice del Tuo sacramento, di riportare vittoria contro le insidie del maligno. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. Amen. Stenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Auguri e complimenti all'Ovriere e agli organizzatori e buona festa a tutti. Aspetta che lo dico anche. Ciao.
Non è che dobbiamo stare.